L'impianto elettrico può essere sorgente di rischio? Vi fidereste a utilizzare un impianto elettrico che non sia stato progettato e installato a regola d'arte? E se l'impianto non viene periodicamente controllato e manutenzionato, sareste tranquilli? Credo che la risposta sia alquanto scontata. L'impianto elettrico è indubbiamente una sorgente di rischio, con risvolti anche drammatici e addirittura mortali. Ma quali sono i rischi che corriamo quando quotidianamente utilizziamo un impianto elettrico? Il primo rischio è quello relativo ai contatti elettrici diretti. Questo rischio equivale a dire che la persona può inavvertitamente entrare in contatto con una parte attiva dell'impianto elettrico, priva di adeguato isolamento, e quindi subire l'elettrocuzione. Il secondo rischio è relativo ai cosiddetti contatti elettrici indiretti. Che cosa significa? Le apparecchiature elettriche sono isolate rispetto all'involucro esterno. L'isolamento che separa il circuito elettrico dall'involucro potrebbe, a causa dell'usura o della vetustà, rovinarsi e quindi vi è un rischio che sulla carcassa dell'apparecchiatura possa instaurarsi una tensione elettrica pericolosa. Come prevenire questo rischio? Il modo più comune per farlo è dotando, da un lato, l'apparecchiatura elettrica di una messa a terra e dall'altro dotando l'impianto elettrico di un dispositivo differenziale, o meglio noto come salvavita, che interviene in caso di dispersione a terra della corrente elettrica stessa. Il salvavita, tuttavia, è un dispositivo elettromeccanico e quindi deve essere periodicamente sollecitato per testarne il suo corretto funzionamento. Nelle aziende è obbligatorio eseguire dei controlli periodici di funzionamento dell'impianto elettrico. Nelle nostre case è sufficiente verificarne il funzionamento premendo il pulsante di test presente sul dispositivo stesso. Tuttavia, non basta avere un impianto correttamente installato. Anche l'uso che se ne può fare può comportare dei rischi. Se ad esempio inseriamo una spina asciucco in una presa bipasso, si può notare come il conduttore di protezione non sia collegato all'impianto disperdente. La protezione dai contatti diretti non è più garantita e l'operatore si espone quindi ad una condizione di rischio. Ulteriore rischio presente durante l'utilizzo dell'impianto elettrico è quello inerente alle sovraccorrenti. Un impianto elettrico non adeguatamente realizzato e progettato può essere sorgente di incendio. Anche poi l'utilizzo improprio dell'impianto può determinare un rischio di incendio. Prendiamo ad esempio un impianto elettrico a cui vengono collegati una serie di utenze ad una presa tripla o a una ciabatta elettrica. È sempre necessario verificare la potenza indicata sulla presa o sulla ciabatta e quindi confrontarla con la potenza massima richiesta dalle varie utenze che vengono collegate. Ulteriore aspetto che bisogna tenere presente è quello relativo all'adeguata areazione delle apparecchiature elettriche. Bisogna evitare di coprire le apparecchiature con coperte, scatole, ingombri che non permettono di garantire un'adeguata ventilazione delle apparecchiature elettriche. E l'acqua? La presenza di acqua o umidità può portare a notevoli rischi di elettrocuzione se vengono utilizzate apparecchiature non sufficientemente protette. Il grado di protezione è indicato con il codice IP, affiancato a 2 cifre che identificano l'impenetrabilità dell'involucro dell'apparecchiatura elettrica nei confronti degli oggetti solidi e i liquidi. La prima cifra, che va da 0 a 6, identifica l'impenetrabilità nei confronti degli oggetti solidi. La seconda cifra, che va da 0 a 8, nei confronti dei liquidi. Infine è necessario tenere presente che una persona non può eseguire lavori elettrici se non è stata adeguatamente formata e addestrata. In particolare esistono specifici corsi di formazione previsti dalla normativa tecnica che definiscono i requisiti formativi minimi che deve avere il personale per l'esecuzione dei lavori elettrici. Il rischio elettrico non deve essere mai sottovalutato.